Assessore Callari, inaugurando Gusti di Frontiera 2018, lei ha parlato di un evento che supera tutti i confini. Assolutamente sì, ho detto che più che Gusti di Frontiera può essere un Gusti senza frontiere e ho riferito come la settimana scorsa alla conferenza Stato-Regioni alcuni assessori di altre regioni, sapendo che io ero abitante di Gorizia, mi hanno detto subito "Oh, Gusti di Frontiera!", praticamente evidenziando come questo evento è diventato di grande reputazione, una reputazione che travalica forse addirittura i confini nazionali, e questo è un motivo di grande soddisfazione per tutti noi. Noi stiamo vivendo settimane in cui gli eventi si susseguono, Friuli Doc, Pordenone Legge, Gusti di Frontiera, fra qualche settimana la Barcolana. Direi che possiamo essere orgogliosi che in una regione come la nostra questi eventi abbiano un richiamo così importante. Noi faremo di tutto perché questi eventi crescano ancora di più, perché sulla reputazione del territorio e sulla possibilità che si promuovano le iniziative e i prodotti del territorio noi puntiamo molto. 3, 2, 1, via! Dichiaro ufficialmente aperta la 15ª edizione di Gusti di Frontiera.